la partita sta per avere inizio e capiamo anche perché le panchine sono all'interno proprio del terreno di gioco, insomma qui devono essere abituati al freddo. A te Angelo. Sta per iniziare la partita. Drigo di Portogruaro chiede al tecnico della Catania di indossare una divisa, una casacca di un altro colore, vedremo, anzi no, lo dice direttamente al tecnico della Castrovillari. Si era rivolto anche verso la panchina del Catania. La partita nel frattempo è iniziata con le battute iniziali, con il Catania che va a chiudere un tentativo di lancio sulla corsia offensiva di sinistra con la formazione rossazzurra che adesso si schiera. Avete sentito anche dalla disposizione grafica che la Catania mette Boccia dal primo minuto, dall'inizio di questo match, va praticamente a contenere sull'auto di destra della linea difensiva del Catania. Pallone suggerimento invece portato in avanti, lo stava per raggiungere De Luca, poi allontanato direttamente sullo scontro con Vitale, direttamente allungato il portone dalle parti di Peters, ma su Vitale c'è subito il fallo. L'arbitro fischia, ferma il gioco per comandare il calcio di punizione a favore della formazione rossazzurra. È stato Dorato l'autore del primo fallo di questa partita, piuttosto vistoso, evidente però l'arbitro, scoccato soltanto 45 secondi all'inizio di questa partita, non se l'è sentita ovviamente di affondare il colpo, soltanto redarguito verbalmente il giocatore esterno di destra in questo schieramento che vede due punte, sono là davanti in una disposizione che contiene molto invece l'impianto di centrocampo. Lorenzini sbaglia il tempo e la misura, poi comunque corregge Boccia, rimbalzo direttamente nella tribunetta dove trovano posto i 200 super fedelissimi del Catania, tantissimi ovviamente, che noi salutiamo, ci stanno seguendo dai teleschermi. Per loro è l'ora del dolce, probabilmente del caffè, e noi li salutiamo, mentre qui a Castrovillari scocca il primo minuto e 50 secondi dall'inizio di questa partita. Insomma, prolunga poi Vitale, non commette fallo Vitale, anzi sì, dice il direttore di gara, fischia con un attimo di ritardo, corregge poi la traiettoria del pallone di ritorno De Luca. C'è il calcio di punizione, avete rivisto dalle nostre immagini il fallo di Vitale che è stato fischiato con qualche istante di ritardo. Lorenzini riesce comunque ad arpionare il pallone, poi lo cede agli avversari. De Luca va subito a chiudere sul tentativo di Filomia di cercare la profondità. Boccia con calma, affari spenti, non guarda lo schieramento dei compagni, poi troppo lungo l'appoggio nel tentativo di un servizio lungo l'auto di destra del campo, prova a rincorrere il pallone Chiarella, non ci riesce, aveva praticamente prolungato un tiro. Non c'è un gran vento, ma ovviamente anche le condizioni climatiche possono in un certo qual senso condizionare. Il terreno di gioco non è, lo ripetiamo, in buone condizioni. Vedete queste sacche di erba bruciata, ma più dalle bassissime temperature dei giorni precedenti e di questo freddo inverno. Prova a prolungare la traiettoria del pallone poi il Castrovillari, si era fatto vedere Dorato, poi Longo aveva provato la correzione lì davanti. Chiarella tra tre avversari gli rubano il tempo del pallone, poi intervento a proseguire con il Castrovillari che prova una percussione offensiva con Di Bari. Si era fatto vedere tra le linee il numero 91 della formazione di casa. L'intervento di Somma, non c'è però dialogo tra i reparti, si gioca comunque in spazi particolarmente stretti questa partita. L'ha studiata Napoli in 2 giorni, dovuto affrontare la corazzata di questo campionato. 5 vittorie consecutive, l'inizio pazzesco del girone di ritorno. Scivola nel frattempo Peters, poi comunque arriva Boccia, il controllo a chiudere da parte dei giocatori di
di casa, sempre Boccia si incarica della rimessa con le mani. Di minuti ne sono trascorsi 4,5, il risultato è di 0-0 tra Castrovillari e Catania. Catania che finora non è mai riuscito a marcare la linea della tre quarti. Lorenzini prolunga in mezzo al campo, c'è Cosenza, arriva praticamente con autorità, mette il pallone direttamente fuori. Capitano della formazione di casa, di petto, può riprendere comunque del discorso del Catania, lo fa con una Boccia, la rimessa con le mani, ancora una volta Cosenza prova ad allontanare reparti strettissimi con Chiarella che adesso prova con un colpo di tacco, pallone che viene deviato oltre la linea dell'out, si riprenderà a giocare con una rimessa con le mani. Siamo 15 metri al di qua della corner più profondo a destra, poi traversone all'interno dell'area di rigore con qualche istante di ritardo. Mirabelli comunque riesce ad intercettare il pallone, arriva Lodi, controllo sbagliato e poi altrettanto sbagliato è il servizio che intendeva servire sul fronte più avanzato, il fronte più offensivo dorato. Giocatore che evidentemente ha il compito da solo di provare a scardinare la linea difensiva più avanzato. Nel frattempo Sarao prova l'intervento, l'ultimo tocco comunque dell'avversario, protesto dei giocatori del Castrovillari, ma non è così. Il primo calcio d'angolo di questa partita lo batte Lodi dalla bandierina di sinistra quando siamo giunti al 6° minuto e 15 secondi al corso di questo primo tempo. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Corre Beters perché evidentemente la temperatura particolarmente rigida anche per l'estremo difensore del Catania che continua a saltellare all'interno della tre quarti difensiva. C'è Lodi, bandierina di sinistra, pallone messo al centro, poi non arriva al volo. Era uno schema che prevedeva l'inserimento dalle retrovie di Rizzo, ci ha provato Rizzo, buono comunque il servizio. Rizzo è arrivato con un attimo di ritardo, poco coordinato, il pallone che ha sorvolato il destro, avrebbe provato il tiro al volo. E anche questo è uno di quegli schemi che il Catania prevede alla fine di ogni allenamento con le correzioni tattiche del secondo del tecnico della formazione rossa-azzurra. Palla fuori, c'è comunque il primo intervento del direttore di gara con Sarao. Non ho capito bene se è estratto il cartellino giallo su Sarao. Marco Carli, ti sei accorto di qualcosa? Adesso verifichiamo sulla cosa del cartellino giallo e te lo dico immediatamente, ma nel frattempo ti volevo dire che le indicazioni che arrivano da Tommaso Napoli in panchina per il Castrovillari, che sta provando soprattutto a catechizzare i giocatori che giocano a centrocampo. Castrovillari che gioca con il 3-5-2 e con i 5 di centrocampo che provano a mettere in inferiorità numerica quelli del Catania. Per quanto riguarda Ferraro invece le indicazioni sono soprattutto di prestare molta attenzione. Come spesso succede all'inizio della partita, Ferraro si concentra su questo, soprattutto sulla linea arretrata del Catania. Sull'angolo precedente poi sappiamo che insomma ultimamente gli schemi da calcio piazzato il Catania li ha sempre sfruttati molto bene, in questo caso non è andata così nel calcio d'angolo di prima. Fra poco ti do la conferma sul discorso ammonizione o meno. D'accordo, siamo ritornati nuovamente in cronaca diretta, la partita è stata comunque interrotta per consentire i soccorsi al giocatore che è rimasto contuso a seguito dell'intervento proprio su Sarao. Insomma, abbiamo visto il direttore di gara che ha messo mano al taschino, poi non abbiamo capito bene se è scattata l'ammonizione per il numero 99 della formazione rossa-azzurra. Ammonizione confermato. E allora avevamo visto bene, cartellino giallo per Sarao che è stato ammonito al 7° minuto e mezzo dall'inizio di questa partita. Riparte nuovamente però il Catania, siamo sul versante di destra del campo, ancora una volta Chiarella, il doppio passo di Chiarella, poi il campo gli finisce sotto i piedi. Peccato perché giocatore che ci ha abituati ad delle performance dal momento in cui è ritornato arruolabile, sicuramente tra i migliori, uno degli irrinunciabili
di questo Catania, gol, assist, giocate importanti, e adesso prova un po' a stemperare l'agonismo eccessivo col quale ha iniziato questa partita Sarao. Cartellino giallo per lui, lo vedete inquadrato. Insomma, nel frattempo contrasto con ancora una volta con Sarao, che si va a prendere il pallone all'altezza della tre quarti. Si era fatto vedere Chiarilla leggermente defilato sulla destra, poi c'è Boccia, la rimessa con le mani, si fa vedere Lodi sulla sua mattonella. Sbagliamo però anche questo tipo di giocate, ci aiutano comunque giocatori del Castrovillari. Ancora out di destra del campo, ancora Manuel Sarao, campo che gli finisce però la rimessa con le mani, pallone che si è perso oltre la linea. La rimessa sarà quindi della Castrovillari, che ha avuto un merito, quello di sostanzialmente non fare mai avvicinare il Catania dalle parti di Latella, questa difesa a 3, questo centrocampo super gremito, e da quelle parti è difficile passare. Si fa vedere ancora una volta lì in mezzo al cerchio centrocampo Cosenza, che comanda quasi tutte le azioni di recupero. Castellini la mette lunga e profonda, il tentativo di colpirla di testa da parte di Sarao, lo scambio sulla praticamente corto. Si fa fatto anche vedere Rizzo una decina di metri più avanti, sfuma questa possibilità. Rizzo si defila, la rimessa con le mani a favore del Catania sarà lunga, profonda, sarà invece un tentativo di colpo di tacco di Chiarella. Ci ha provato, dai e vai, non gli è riuscito, pallone che gli è praticamente scivolato sotto i tacchetti, si è perso oltre la linea del fondo. Gioca Latella, quindi finora assolutamente disinteressato alla partita, merito ovviamente di una linea di centrocampo particolarmente solida, particolarmente corta, che non ha permesso al Catania i movimenti in chiave offensiva. Vitale, Lodi, poi lo scambio sull'auto di destra del campo, si fa vedere Boccia controlla di petto, poi scarica all'indietro. Rizzo al centro dell'area di rigore, salta inutilmente però Vitale, che aveva provato ad intercettare il traversone, lo spiovente all'interno dell'area di rigore. Inquadratura invece per De Luca, che si era praticamente collocato in posizione più avanzata. Dal fondo riprende nuovamente Latella. Si fanno sentire i 200 tifosi giunti da Catania, trasferta non soltanto a livello di temperatura ma particolarmente lunga, 350 km più il traghetto, significa 4 ore di percorrenza. Mentre attenzione, c'è il Castrovillari che prova a imbastire una manovra offensiva sull'apertura sul fronte di destra di Longo, che aveva creato lo spazio sulla versante di sinistra. Hanno chiuso comunque per tempo i difensori del Catania e ne viene fuori praticamente il primo pericolo da parte del Catania. Era sfuggito Longo dalla guida di mezzo campo, aveva saltato anche Castellini per mettere poi un pallone a mezza altezza all'interno della rigore. Vitale, il primo controllo, poi prova a recuperare il pallone Vitale, ancora una volta numero 24 della Catania. Si fa vedere pure Di Luca dalle sue parti, l'apertura sul fronte offensivo di destra, il Catania prova a manovrare, lo spioventa all'interno della rigore, la parata da parte di Latella. Applausi che sentite sono quelli che appartengono ai tifosi del Castrovillari. Vedete Boccia, lo spiovente all'interno dell'area rigore. Sarao, si era fatto vedere anche De Luca, poi aveva comunque chiuso qualunque opportunità. Latella, primo intervento anche per lui, che è giunto al minuto 13° dall'inizio di questa partita. Insomma, col petto può manovrare comunque Rizzo, avanza palla al piede Rizzo, preferisce lo scarico per linee orizzontali, si fa vedere Vitale subito su di lui, uomo in marcatura con la Scandurra che va praticamente a chiudere gli spazi di centrocampo. Sarà di testa, appoggia per Boccia, ovviamente l'esclusione per squalifica di Rapisarda, consentito l'inserimento di Boccia dal primo minuto. Vitale adesso all'altezza del cerchio di centrocampo, la lotta con l'ala sinistra Longo,
poi lo scarico sul Vitale, Castellini si fa vedere sull'altro fronte, un po' di superficialità per Castellini, poi svirgolato il pallone di Lorenzini, ancora movimento però con Daibai particolarmente veloce per quanto riguarda i giocatori del Castrovillari lungo l'auto di destra del campo, l'uscita con l'esterno del destro di Somma, poi lo scarico all'indietro da Vitale per Lodi, poi De Luca, Lorenzini con calma, adesso può ripartire Castellini affidando il pari grado Somma per poi scaricare su Rizzo, Francesco Lodi, capitano del Catania, Castellini, siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, Vitale prova ad avanzare il Catania, fanno comunque una grande barriera i giocatori del Castrovillari. E adesso Lorenzini può tornare a imbastire un tentativo di manovra offensiva. Giocano praticamente in 10, oltre la linea del pallone si fanno vedere davanti soltanto in 2 alternativamente quelli del Castrovillari. In avanti invece buona la giocata di Lorenzo Scandurra, l'altro giocatore che sostanzialmente è nato a Santa Venerina, provincia di Catania, ha iniziato con la Roma, poi è stato messo titolare la scorsa settimana contro la Cireale, ha fatto davvero una gran bella partita, un ragazzo che certamente merita particolari attenzioni, fa un po' indispettire Lorenzini, si fa vedere anche De Luca e c'erano andati praticamente in 2, De Luca prima, Lorenzini poi. Bravo comunque Lorenzo Scandurra, ragazzo da seguire con particolare attenzione. Il calcio di punizione nel frattempo per il Castrovillari, sono 2 sulla barriera, anzi dice soltanto 1 Peters, rimane solo Chiarella. Il calcio di punizione, attenzione perché Longo ha dei piedi buoni, può calciare col destro, spioventa all'interno dell'area di rigore, arriva direttamente Peters, non ci sono difficoltà per il numero 1 della formazione rossazzurra che scarica poi nuovamente con il braccio dalle parti di Lodi e adesso deve cercare di accelerare il Catania con Vitale, troppo lungo e profondo l'appoggio di Lodi, scusa col giovane compagno di squadra, poi attenzione perché c'è Longo che prova a cercarsi lo spazio all'interno dell'area di rigore del Catania, protetto comunque Peters sia da Castellini che da Lorenzini, soprattutto dall'anticipo. Somma adesso può andare per Boccia, tornare nuovamente a Somma, fanno un pressing particolarmente alto giocatori della Castrovillari e adesso errore, ne ha fatti 3-4 oggi Lorenzini, non è da suo, ma adesso ovviamente siamo ancora nelle fasi fredde di questa partita, non è il caso. Ancora una volta Lorenzini, ancora poi Vitale, poi arriva Longo che rimane per terra con free play. Rizzo preferisce scaricare il pallone direttamente oltre la linea dell'out. Longo è rimasto dolorante per terra, era stato saltato, guardate, movimento di Longo, Lorenzini sicuramente direttamente prima sul pallone, poi Longo deve rialzarsi dopo che comunque l'arbitro ha verificato che non ci fossero gli estremi del fallo, soltanto un po' di dolore e freddo, ma si è rialzato. Catania che aveva restituito il pallone con altrettanto free play. Invece il Castrovillari, quando siamo giunti al 18° minuto all'inizio di questa partita, il risultato è ancora di 0-0, partieri sostanzialmente inoperosi dall'inizio di questo match. E Peters che preferisce scavalcare la linea mediana del campo con palloni lunghi e profondi. Ancora una volta Scandurra che prova a liberarsi, poi da dietro arriva Cosenza, scarica lì davanti, tentativo di sfondamento per vie centrali per quanto riguarda il Castrovillari. Di Bari, giocatore sempre particolarmente pericoloso sul fronte offensivo.
Adesso si richiude nuovamente il Castrovillari, lasciando soltanto davanti i due riferimenti offensivi, partecipando con una griglia particolarmente composta e compatta di a centrocampo, dove l'inferiorità numerica della Catania finora è apparsa evidente nella gestione del pallone, dei tempi di gara e soprattutto nel tentativo di imbastire un'azione manovrata. Si era fatto vedere Sarao, l'anticipo comunque su di lui, si gioca in 25 metri, sta giocando bene il Castrovillari, l'ha studiata bene il tecnico Tommaso Napoli. Catania che comunque dà l'impressione che finora non ha voluto dare corso ad accelerazioni particolarmente significative, cercando il duello 1 contro 1 lì in mezzo al campo. Lo vince nel frattempo Somma, lo scarico per De Luca, l'apertura sulla destra per Chiarella che avanza, palla al piede, Chiarella poi non preferisce stavolta lo slalom ma all'interno della rigore, preferisce invece tentare di saltare l'uomo col pallone, non ci riesce, rimpallato poi Longo, grande movimento da parte sua, Dorato rincorre il pallone, arriva prima di lui Lorenzini, poi arriva Beters, ritorna in postazione Castellini, non c'è comunque pericolo perché sul fronte offensivo di destra sono tutti impegnati a fare attenzione a mantenere le distanze, i rossoneri del Castrovillari. Lodi ancora a destra per Rizzo, scambio ancora con il capitano della Catania, Dorato si fa vedere di davanti, poi arriva Boccia, ruba il tempo all'avversario, anche lo spunto del pallone che si perde oltre la linea dell'out, la rimessa con le mani quindi che giunge al minuto 21esimo, 29 secondi, risultato di 0-0. Non è una partita bellissima, una partita comunque particolarmente agguerrita sul piano tecnico. È chiaro che Tommaso Napoli continui dalla panchina a far mantenere ai suoi uomini la distanza, proprio per evitare che il Catania possa trovare gli spazi. C'è un fallo sul tentativo di progressione offensiva da parte di Sarao, cartellino giallo che arriva stavolta proprio all'indirizzo del difensore esterno del Castrovillari. 1-1 sono i cartellini gialli, arriva pure Cosenza per vedere e sincerarsi delle condizioni di Sarao, e Marco Carli che da bordo campo ci dice magari quali sono le impressioni tecniche, perché continua a vedere dalla panchina del Castrovillari Tommaso Napoli particolarmente attento. Adesso sta parlando anche con il primo assistente del direttore di gara, Marco. Sta parlando proprio con il primo assistente del direttore di gara. Le considerazioni sono sempre le stesse, insomma, se si può parlare e dove esattamente. C'è Lodi, nel frattempo il calcio di punizione battuto da Lodi, la girata e mamma mia, incredibile, perché Vitale non arriva ad indirizzare il pallone all'interno dello specchio della porta. Si era fatto vedere anche De Luca all'interno dell'area di rigore, la battuta da parte di Lodi, arriva De Luca, poi Vitale che non riesce a correggere, difatti si arrabbia con se stesso, prima De Luca poi Vitale prova ad arrivarci con il ginocchio del piede della gamba sinistra, non riesce nella correzione del tiro, peccato perché il calcio di punizione è stato battuto benissimo da Francesco Lodi. Poi era arrivato Di Luca di testa al minuto 22esimo, non aveva centrato lo specchio alla porta ma sulla corsa era giunto Vitale, mancata correzione, pallone che si perde fuori. È la prima occasione ghiottissima di questa partita, tutta nata dagli sviluppi dei calci piazzati, quelli che stanno facendo un po' la differenza negli ultimi tempi a Catania. La preparazione ai calci piazzati con Lodi che batte, con De Luca di testa e poi con Vitale che non riesce a dare l'ultima deviazione. Sarebbe stato un gol da incorniciare sotto il profilo squisitamente tecnico Vitale. Nel frattempo con Francesco Lodi che commette fallo, era ripartito il
disturbo in fase offensiva, sta giocando una buona partita anche Longo, e questo è il momento in cui l'arbitro ha fermato il gioco con Lodi che commette fallo. Non ci sono sanzioni disciplinari però per il capitano del Catania, non ce ne sarebbe stato bisogno. Cosenza sulla pallone a fare da birillo Chiarella sulla traiettoria del tiro, e adesso anche dalla panchina del Catania a sistemare. Stavolta il calcio piazzato viene giocato per linee orizzontali, un tentativo di schema piuttosto che andare a scodellare il pallone all'interno del rigore. Arriva Beters facilmente, fa su alla sfera, non ci sono particolari difficoltà per il Catania nel gestire anche questi calci piazzati, con Marco Carli che adesso però ci dà le impressioni dopo che siamo giunti al 25esimo minuto dall'inizio di questa partita. Marco. Intanto completo il discorso precedente, sì. Erano normali scaramucce fra l'assistente e l'allenatore del Castrovillari, insomma, sulla posizione all'interno dell'area tecnica. L'allenatore del Castrovillari faceva notare la posizione di Ferraro rispetto alla sua, ma insomma quello che succede normalmente. Sotto l'aspetto tecnico sono importanti le posizioni di Di Bari e Brignola nel Castrovillari, che accorciano e allungano la squadra nel momento opportuno, quando è in fase di possesso e in fase non possesso. A te. Attenzione perché c'è Di Bari sulla versante di destra del campo, poi corregge Castellini, arriva anche De Luca, poi Sarao forse con un braccio, il pallone che comunque poi viene fermato insieme al fischio al direttore di gara, perché Sarao commette un fallo, comanda il calcio di punizione, dice Sarao, però qualcosa al direttore di gara non è d'accordo. Cosenza è pronto comunque sul punto di battuta, si rialza nuovamente Di Bari, e questo diciamo che è un corridoio particolarmente complicato, complesso per il Catania. Deve rientrare De Luca da quella posizione possibilmente vitale, deve andare a stringere leggermente di più. Tutti i calci piazzati però li batte il capitano di questa squadra, che è Cosenza, battuto stavolta all'interno dell'area di rigore, e mamma mia di testa, palla che comunque si perde alta sulla traversa. Siamo giunti al minuto 26esimo dall'inizio di questa partita, il risultato è di 0-0 e adesso riprendiamo nuovamente a giocare in mezzo al campo. Lodi, Vitale, Castellini, pallone che spiove in avanti. Come al solito c'è praticamente un'autentica muraglia, difende però l'uscita del portiere Beters Lorenzini. Sono in due lì davanti, sempre a farsi particolarmente pericolosi. E adesso finora però la partita non si è sbloccata neanche sul piano squisitamente del gioco, molta attenzione tecnica da parte del Castrovillari, poca velocità comunque nel reparto di centrocampo per quanto riguarda il Catania. Unico affondo particolarmente significativo è giunto al minuto 22esimo, quando Francesco Lodi ha battuto un calcio di punizione con De Luca da corretto di testa, e Vitale che non è riuscito nell'ultima deviazione. Buona la chiusura da parte di Somma, che adesso fa ripartire nuovamente il Catania con Rizzo. Si fa vedere De Luca, si è scambiato di posizione, De Luca è andato praticamente a percorrere l'out di destra del campo, si porta il pallone fuori, si arrabbia pure. Dopo una deviazione, la rimessa con le mani a favore del Catania, quasi mezz'ora all'inizio di questa partita, con Boccia all'indietro, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, può correggerlo, Vitale di testa, non ci arriva, l'arbitro però ferma il gioco per comandare un calcio di punizione, un fallo in attacco da parte del numero 24 della formazione rossazzurra, appena inquadrato. Poi sull'altro fronte c'è azione di rimessa, l'arbitro aveva soltanto visto il pallone andare fuori, la rimessa con le mani, quindi non il calcio di punizione. Francesco Lodi, tentativo di servizio per De Luca, attenzione all'apertura invece sull'altro fronte, quello di destra offensiva
chiudono comunque giocatori del Catania, tentativo di cercare la profondità su quella versante da parte di Sebastiano Longo, campo che è finito e sfera che ritorna nuovamente nella disponibilità di Peters. Siamo giunti quasi alla mezz'ora, cala la temperatura che comunque sul terreno di gioco non sale, piede freddo anche il destro di Peters, la sfera che finisce direttamente oltre la linea dell'auto all'altezza delle nostre telecamere. C'è una rimessa con le mani a favore della Castrovillari e Di Bari che la batte, si fa vedere poi Dorato da quelle parti. Il capitano Cosimo Cosenza prova a dialogare, arriva Lodi, intercetta, poi l'ultimo tocco comunque del giocatore in maglia rossonera, la rimessa con le mani da parte di Castellini. Vedete inquadrato il tecnico della Catania Giovanni Ferraro a dirigere l'operazione col suo cappuccio. Sarao di testa, poi ancora Catania con Boccia sul versante di destra, ma c'è poco costrutto, c'è tanto filtro lì in mezzo al campo, qualche tentativo di ripartenza, poi la chiusura da parte di Lorenzini sul tentativo di trovare la profondità, ancora su Dorato che rimane il riferimento più propositivo insieme al compagno di squadra Longo, collocato in una posizione più centrale, era partito da destra, adesso è stato un po' corretto. Catania che invece può tentare di ripartire e lo fa stavolta con Chiarella, doppio passo di Chiarella, siamo nei pressi dell'area di rigore, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si lamenta Chiarella, poi partire invece sull'altro fronte Cosenza. Gli applausi del pubblico di casa che praticamente è siepato davanti alla nostra postazione, parte il Castrovillari. Siamo sulla fronte di sinistra, si fa vedere invece De Luca che interrompe questa trama offensiva, lo scarico sul compagno di squadra Boccia che praticamente mette palla avanti, ma lì c'è davvero un insieme di maglie rossonere e non si costruisce così da una parte e dall'altra. Avete visto questo? Sì, effettivamente inciampa Chiarella qualche metro prima di entrare all'interno dell'area di rigore, non c'è fallo su di lui. Corretta la decisione del direttore di gara di non segnare il calcio di punizione a favore del Catania. Peters, vediamo se ha scaldato il piedino. Peters, lungo rinvio, si fa vedere Sarao sul punto di disimpegno, poi palla all'indietro, gioco fermo. Bisogna fare attenzione perché ultimamente Sarao si trova sempre vicino ad azioni nevralgiche, lui ha già avuto estratto il cartellino giallo, non c'è fallo comunque da parte di Sarao, protagonista anche in un'altra circostanza, stavolta in fase difensiva del Catania. Riguardiamo nuovamente e sì, Sarao si alza, ovviamente non ci sono gli estremi della sanzione disciplinare oltre il calcio di punizione, ma probabilmente dovrebbe fare attenzione il tecnico del Catania a valutare probabilmente nei secondi 45 minuti una particolare cautela nei confronti del numero 99 del Catania. La rimessa con le mani, la fa Boccia, il tentativo di mettere in movimento De Luca, chiuso comunque particolarmente bene. Vitale gira a vuoto, poi commette fallo, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore del Castrovillari. Il fallo c'è su Lorenzo Scandurra, guardate sul piede d'appoggio, semplice fallo di gioco. C'è il calcio di punizione che sta per battere il Castrovillari e adesso vediamo come si snoda la manovra offensiva di Castrovillari che porta davanti 3 giocatori. Colpo di testa come al solito a cercare il piazzamento migliore all'interno dell'area di rigore. Allontanano comunque quelli del Catania. Dorato come al solito giocatore particolarmente presente, la posizione
centrale, quella sua. Nel frattempo Di Bari, la rimessa con le mani per il numero 91 della formazione di casa. Longo prova la girata di sinistra direttamente al volo, pallone che comunque si perde alto sulla traversa. Non ci sono grandi pericoli per il Catania, ma neanche il Catania riesce comunque a procurarne qualcuno, a meno che Marco Cardi non ci dia qualche altra indicazione che giunga dalle due panchine. Marco. Soprattutto la panchina del Castrovilla, le indicazioni per chi marca Sarao. Dice Sarao è grosso, gli ha detto, devi stargli davanti, devi anticiparlo. A proposito di Sarao, proprio Sarao poco fa si è avvicinato alla panchina del Catania perché ha chiesto dove devo venire a prendere il pallone, anche più vicino, anche oltre la metà campo, perché il Catania ha difficoltà a far risalire la palla, un po' per le condizioni anche del campo. Sappiamo che il Catania è una squadra che normalmente quando esce palla al piede della difesa riesce a costruire con 10-11 passaggi. In questa occasione, in questa partita non è stato certamente così fino ad ora. Catania che ha avuto difficoltà a attenzione risalire. perché c'è Longo all'altezza del calcio d'angolo, palla che però poi viene fermata sul pallone di ritorno. C'è una posizione regolare. Scusami Marco, ma continua a parlare. E poi invece per quanto riguarda il resto, legato sempre al Castrovillari, il tema è sempre uno che dice Napoli: andate a pressare. Guardate in questa occasione cosa succede sulla rimessa da fondo del Catania, dove sta la linea difensiva del Castrovillari. Andate a pressare alti, dice Napoli, proprio per tornare al punto precedente, cioè fare in modo che il Catania non riesca mai a costruire dal basso. Intanto adesso il pallone va stava provando dopo il controllo di Sarao, che salterà la prossima partita perché è diffidato, è stato ammonito e quindi salterà sicuramente il prossimo match. Castellini, De Luca nello stretto provano con Vitale tra due avversari, gli sdradi con il pallone dei piedi, poi Lodi non riesce la girata nel tentativo di fare mettere in movimento lì a sinistra possibilmente Chiarella, prima di lui comunque arrivano in due, la linea difensiva altissima, così come giustamente ci faceva sottolineare Marco Cardi. Soltanto un'inquadratura più estesa potrebbe darvi la sensazione di come tutta la linea difensiva sia praticamente a ridosso di 15 metri al di là della linea di centrocampo. E adesso De Luca, movimento di De Luca, lo scarico sulla destra con Rizzo, ancora una volta numero 17 la formazione rossazzurra. De Luca sullo stretto con Francesco Lodi che mette un pallone però facile, praticamente una caramella per l'intervento di Latella, e non ci sono difficoltà per l'estremo difensore del Castrovillari, che praticamente per 37 minuti ha sofferto soltanto in una circostanza sugli sviluppi di un calcio di punizione. Poi tutto il resto è stata praticamente una partita giocata bene da parte del Castrovillari e soprattutto una partita dove il Catania ha avuto difficoltà sulla fase organizzativa del gioco offensivo. Lorenzini adesso non sa chi dare il pallone, scarico per linee orizzontali, si fa vedere il vice capitano Rizzo, scarico su Castellini, di destro Castellini, cioè Boccia può recuperare il pallone e la posizione in due, marcatura strettissima, attenzione, può partire però nuovamente il Castrovillari, tentativo di ripartenza che finora riesce con Longo, mette un pallone al centro dell'area di rigore, arriva dall'altra fronte Castellini, diventa praticamente centrocampista aggiunto, difende lo spazio il pallone, poi riesce comunque a girare là davanti, cerca di servire Sarao di petto, poi Rizzo, Lodi, il controllo con Chiarella al limite dell'area di rigore, la mette per De Luca, il pallone, il gol incredibile, il gol di De Luca che arriva dopo una manovra fantastica da parte del Catania al minuto 38esimo. Non poteva non essere un gol dove Chiarella ci metteva il suo. Guardate il dai e vai di Chiarella per De Luca, è un assist pazzesco, poi arriva De Luca che praticamente arriva a rovinare sul pallone prima che lo stesso avesse marcato. Poteva esserci ovviamente il calcio di rigore e il cartellino rosso, ma il pallone poi comunque arriva per De Luca, ma
se noi riuscissimo a vedere qual è l'azione che ha preceduto questo gol da parte di De Luca con la grande giocata di Chiarella, riusciremmo ad apprezzare ancora una volta di più il ruolo di assist man di questo ragazzo e di questo giocatore, ma soprattutto il gran gol di De Luca che al minuto 38esimo porta in vantaggio il Catania, e a Castrovillari il risultato è cambiato. Attenzione, perché la nostra grafica in questo momento vi può ingannare, eccoli lì, adesso è corretta, non vi venga un infarto voi che ci state seguendo, che avete acceso la TV soltanto in questo istante. Castrovillari 0, Catania 1, il gol è stato di De Luca, nel frattempo Sarao. De Luca, che si era spostato da qualche minuto sul versante offensivo di destra, è stato praticamente l'uomo aggiunto, ma la giocata di Chiarella mi è parsa davvero incredibile, non so come l'ha vista Marco Carli da bordo campo. Insomma, sta mostrando in tutto e per tutto quelle che sono le sue qualità dopo aver sofferto per l'infortunio nella fase iniziale di questo campionato. 2 aneddoti da bordo campo. Il primo, Napoli 2 minuti prima del gol aveva detto: mi raccomando, Chiarella e De Luca non li dovete fare girare, e poi insomma Chiarella si è girato, ha servito il suo compagno, è arrivato questo bellissimo gol. E poi sull'esultanza mi ha fatto sorridere l'espressione di Zeoli, che era partito per esultare, quasi andare verso il centrocampo, è stato fermato dall'assistente che gli ha detto fermati nell'area tecnica, e lui ha detto ok, va bene, resto qua. Non è incredibile invece come il pallone che sia stato praticamente, che è stato colpito da De Luca, indirizzato all'interno dello specchio della porta, poi lì l'estremo difensore Latelle è andato a commettere fallo su De Luca si è tuffato, è andato praticamente a tuffarsi proprio sul pallone prima che lo stesso varcasse la linea di porta, poi lo ha praticamente accompagnato in scivolata al di là della linea. Ovviamente il gol super convalidato, super valido. La temperatura comunque qui continua a scendere, con il vento che comincia invece a diventare un elemento di particolare affanno per anche i giocatori in campo, vento che soffia alle spalle dei giocatori in questo momento del Castrovillari, che potrebbe accompagnare o allungare o prolungare la proiezione del pallone. 41 minuti 41 secondi all'inizio di questa partita, il Catania è andato in vantaggio, ricordiamolo, al minuto 37esimo l'assist è stato di Chiarella, il gol è stato invece realizzato da De Luca, con risultato che quindi è cambiato dopo comunque una buona mezz'ora di partita giocata in maniera diligente dalla Castrovillari, senza permettere mai al Catania di farsi particolarmente incisivo, ma qui ovviamente la differenza la fanno i differenti coefficienti tecnici di alcuni giocatori, e ovviamente indiscutibile quello di Chiarella, altrettanto indiscutibile quello di De Luca, che adesso appoggia su Rizzo, anche lui ci ha messo lo zampino nel gol della Catania su quest'asse. E quando quindi la partita sembra stare in una posizione di stallo, ci pensano loro, le giocate di Chiarella, i gol di De Luca, tornato prepotentemente al gol con grande continuità, numero 17 della formazione azzurra. De Luca torna però con un braccio, l'arbitro si avvede di tutto. De Luca che è tornato nuovamente a presidiare l'out di sinistra del campo, da dove aveva cominciato. Poi a un certo punto della partita, guardate, questo sì, fallo di De Luca, l'arbitro correttamente lo segnala e lo fischia, il calcio di punizione battuto dal Castrovillari. Arriva Lorenzini, buono il movimento di Dorato, come al solito giocatore che prova a mettere in campo anche una certa fisicità, la rimessa con le mani, la giocata di Dorato, ma nella terra di nessuno, non lo accompagna Longo, accompagna invece Castellini, il pallone aspettando che Peters lo possa far suo con le mani tranquillamente. Adesso non c'è più fretta di accelerare, anzi c'è soltanto fretta di rientrare all'interno degli spogliatoi. Manca praticamente 1 minuto e 10 secondi alla fine di questi primi 45 minuti, che hanno visto un'impennata significativa del Catania al minuto 37esimo. La giocata dei singoli, ma soprattutto la giocata di chi ha un coefficiente tecnico che è una dismisura
lasciatemi passare termine rispetto a questa categoria. E uno di questi si chiama Chiarella, l'altro si chiama De Luca, adesso Sarao, poi ancora Chiarella, prova ad essere interessato dal movimento di Sarao a rientrare, anticipato su di lui, buona la diagonale difensiva da parte del giocatore del Castrovillari. Castellini preferisce mettere la sfera al sicuro, su di lui c'è la posizione comunque pericolosa di Dorato, la rimessa con le mani, ancora una volta Dorato, lo scarico indietro e il movimento di Lorenzo Scandurra che quando può affonda, guadagna anche una rimessa con le mani il Castrovillari con Daniele Dibari, rimessa con le mani del numero 91 del Castrovillari, mentre prova adesso la formazione di casa a dare probabilmente un'accelerazione alla partita, un rimpallo, arriva Sarao all'indietro per Beters, non ci sono comunque difficoltà nella gestione del pallone. E adesso con calma, un minuto mi è parso, Marco, no? Di recupero. Comunque ha munito il Castrovillari e Romanelli. Benissimo, con tentativo di mettere il pallone in profondità. Lorenzini torna nuovamente ad usare le maniere forti su Scandurra. De Luca parla con il direttore di gara e vabbè, non bisogna polemizzare. Adesso l'arbitro che dice che c'è ancora un minuto di recupero, non si comprende bene, Marco, quello che stia succedendo lì, e non si capisce perché De Luca si sia andato a cercare un po' di grane con il direttore di gara. Siamo all'altezza del lato corto dell'area di rigore, corridoio di destra, proprio sulla linea c'è l'autore dell'assist della Catania, Vitale, allontana dall'area di rigore, poi prova stavolta Scandura col sinistro, non è il suo piede migliore e si vede, e il pallone si perde lontano. L'arbitro fischia 2 volte, manda le squadre negli spogliatoi con il risultato di Castrovillari 0, Catania 1. Finiscono questi primi 45 minuti. Grazie Alberto, ancora una volta buona domenica e buon pomeriggio ai nostri amici telespettatori. È cominciato il secondo tempo da 8 secondi di questa partita conclusasi nei primi 45 minuti, come stavate analizzando voi da studio, con il gol della Catania che è giunto in una partita sinceramente particolarmente sporca, particolarmente complicata e difficile, un'ottima giocata di realizzazione poi dritto per dritto secondi 45 minuti che sono ricominciati con le stesse formazioni che hanno iniziato la partita, salvo che non ci siano state le sostituzioni, ma ho visto Jefferson che si è riscaldato particolarmente nel corso dell'intervallo. Lo chiedo subito a Marco Cardi. Esatto Angelo, no, non ci sono state sostituzioni, ma ti confermo appunto Jefferson che si è riscaldato particolarmente durante l'intervallo, svestendo anche la parte sotto della tuta. Adesso l'hanno svestita anche la parte sotto della tuta sia De Respiniz che Palermo, ma è Jefferson quello che insomma si sta riscaldando più intensamente, l'ha fatto anche appunto durante l'intervallo.
salterà la prossima partita. Sarao, ricordiamo, è stato l'unico ammonito della Catania nei primi 45 minuti, me l'ha rifilato. Nel frattempo c'è Longo, si porta il pallone oltre la linea del fondo e pertanto nessuna difficoltà per l'estremo difensore di Catania Betters, che gioca insieme ai compagni di squadra. La linea difensiva, che sono Boccia, Somma, Lorenzini e Castellini, Rizzolo di Vitale, sono i tre del centrocampo. Davanti invece il supersonico Chiarella, l'ottimo Sarao che è andato a fare sportellate, particolarmente nervoso l'attaccante della Catania nell'arco dei primi 45 minuti, e poi De Luca, l'autore del gol rocambolesco che ha portato in vantaggio il Catania, zittendo praticamente i quasi 1000 spettatori che stanno guardando la partita dalla tribuna proprio sotto la nostra postazione. La rimessa con le mani nel frattempo per il Catania con Boccia, si fa vedere ancora una volta Sarao, siamo sul lato corto dell'area di rigore, Sarao che difende il pallone, lo scarico con Boccia, l'1-2 tra i due compagni di squadra, poi all'interno dell'area di rigore poteva approfittarne Lodi, arriva dalle retrovie, insomma rimette il pallone nuovamente per Sarao, la posizione comunque irregolare da parte del numero 99 della formazione rossazzurra, segnalato dal primo assistente del direttore di gara. Il primo piano per l'attaccante del Catania. Tra un po' probabilmente saranno in arrivo delle sostituzioni, sono 4 i giocatori del Catania che si stanno riscaldando dalle retrovie, invece il lungo rilancio di Latella adesso deve cambiare sostanzialmente la partita del Castrovillari, deve creare comunque qualche cosa di più piuttosto che andare praticamente quasi sempre a speculare sulla portatore di palla avversario e chiudere. Disperazione da parte di Lorenzo Scandurra, che voleva l'ultimo tocco del giocatore del Catania, c'era Castellini, guardate, chiedeva il calcio d'angolo. Scandurra, rimessa invece dal fondo secondo l'indicazione del secondo assistente del direttore di gara. 48 minuti, direttore di gara Matteo Drago della sezione di Portogruaro. Festa invece il suo primo assistente, il secondo assistente è il signor Spagnolo della sezione di Lecce. Partita non complicata per la terna arbitrale, partita sporca, difficile, ma comunque quasi sempre sui binari del buon agonismo. Non ci sono stati falli particolarmente significativi, l'arbitro ha dovuto estrarre 2 volte il cartellino giallo nei primi 45 minuti, non sono stati falli particolarmente significativi. Boccia prova a cercarsi lo spazio lungo l'auto di destra, si era fatto vedere Chiarella qualche metro indietro, magari si aspettava un pallone ad uscire, esce invece dalla difesa della Castrovillari malamente Vitale, intercetta il pallone, lo scambio con Lodi, poi De Luca su quel fronte, non si chiude la triangolazione, rimessa con le mani a favore del Castrovillari. 5 minuti quasi trascorsi dall'inizio ai secondi 45 minuti, sta entrando Palermo e allora riteniamo che questa sostituzione preveda che Lodi rientri nuovamente in panchina al calduccio. Partita buona quella di Lodi, è stato l'autore del primo tocco che ha messo nelle condizioni successivamente Chiarella dritto per dritto di andare a puntare la rete avversaria e a scaricare un lancio in verticale dove De Luca non si è fatto pregare per il gol. Il calcio di punizione lo batte il Catania, allontanano comunque con Longo. Adesso i giocatori del Castrovillari, la ripartenza della formazione di casa, tentativo di prendere la rincorsa, campo che finisce perché prima della linea c'è l'intervento di Betters, nessuna difficoltà per lui, è Marco Cardi che è pronto per darci le indicazioni sulle sostituzioni. Esatto, come dicevi tu, entra Palermo e il primo cambio del Catania e uscirà proprio Lodi, dunque come sempre Rizzo si andrà a sistemare al centro della mediana e rileverà anche la fascia di Ciccio Lodi, diventando il capitano del Catania. Sostituzioni che ormai conosciamo anche nelle dinamiche, anche nella tempistica. Un peccato che Palermo non parta da titolare, lo dice sempre il tecnico del Catania, che quando può riesce poi comunque a mettere nelle condizioni il numero 23 del Catania a fare praticamente la differenza lì in mezzo al campo. Esce Lodi ed entra Palermo.
inquadratura per lui, ovviamente è qualche impropero che arriva dalla tribuna nei confronti del capitano del Catania, Francesco Lodi. Insomma, primo piano per Palermo, si lotta all'altezza del cerchio di centrocampo, capitano Cosenza, senso di posizione e anche particolare attenzione, ma lì adesso deve vedersela con un altro che comunque fa invece della velocità, dello scatto e anche della progressione offensiva un autentico credo, che è Palermo. Cambia quindi anche la dinamica di gioco della Catania e devono cambiare anche le marcature. Sarao per Palermo, chiudono prima e c'è il calcio d'angolo che sta per battere il Catania proprio sul tentativo di inserimento di Palermo. Barrizzo a battere il calcio d'angolo, siamo sulla bandierina di destra rispetto alla nostra postazione, sale il vento che adesso soffia praticamente in faccia al numero 18 del Catania. Ci sono 5 maglie bianche all'interno dell'area di rigore, provano a staccare di testa, non ci arriva neppure Sarao. Sull'altro fronte invece può raccogliere nuovamente Castellini, prova a metterla alta, Calzellini si fa vedere vitale, calcio d'angolo stavolta conquistato dal Catania. Sulla progressione di Vitale non si è visto tantissimo, si era visto nei primi 45 minuti quando non è riuscito a deviare un pallone girato di testa da De Luca, era arrivato praticamente a rimorchio Vitale senza intercettare il tiro, mamma, da una parte all'altra ci ha provato il Catania, sfera che comunque sorvola il 7 di sinistra della porta difesa dalla Tella. Si dispera Rizzo perché comunque l'idea e anche il vento lo stava per aiutare per qualche istante a dare al pallone un effetto che stava praticamente scavalcando il portiere, insaccandosi sul 7 di sinistra. C'è Boccia la rimessa con le mani, Sarao era il destinatario del pallone, Palermo, poi De Luca, l'1-2 al centro della ridosso dell'area di rigore. C'è il fallo però con Cosenza che adesso si rialza, l'arbitro tempestivamente ha firmato il gioco. Avete visto proprio Palermo e Cosenza che adesso prova a imbastire nuovamente la manovra offensiva della Castrovillari. 54 minuti di tempo trascorso, risultato ricordiamolo, Castrovillari 0 Catania 1. Sarao non riesce, non è la sua giornata migliore, quella è il numero 99, poi si dice sempre così, poi magari arriverà tra qualche istante il gol dell'attaccante del Catania. De Luca si fa vedere Sarao, lo scarico sulla sinistra per Castellini che avanza palla al piede, marcato Castellini, deve liberarsi, preferisce poi andare su Rizzo. Boccia con Palermo, l'1-2, bravo Boccia, mette il pallone al centro dell'area di rigore, non ci arriva nessuno, provano comunque a contenere adesso sicuramente un momento di maggiore energia di questa partita del Catania. Scambio di vedute tra il direttore di gara da una parte e Chiarila dall'altra sul fallo commesso ai danni di Scandurra, proprio Scandurra di testa che adesso prova a fare prolungare, poi là davanti c'è Lorenzini, fallo in mezzo al campo con De Luca che si è nuovamente comunque rialzato, rincorre il pallone, il Catania lo lancia in profondità, il Castrovillari ma senza nessun costrutto. Finora Peters in tutta quanta la partita non ha dovuto mai effettuare un intervento significativo, ci sono invece sostituzioni che arrivano dalle parti del Castrovillari. Adesso mettono praticamente muscoli e altezza di davanti. Marco Carli. Sì, esatto, perché sta per entrare Iannè del Castrovillari, dovrebbe
uscire il numero 10, esatto, infatti adesso mi dà indicazioni anche il team manager della squadra calabrese, uscirà Longo e al suo posto entrerà il numero 9 Iannè. Ti dico invece che nel Catania fra poco dovrebbe entrare De Respinis per la squadra rossa-azzurra. Bene, entrano centimetri, anche muscoli, con l'inserimento del ghanese Iannè. Esce Longo, non mi era assolutamente dispiaciuto, un ragazzo che ha comunque giocato una buona partita, sottolineato comunque anche dagli applausi del pubblico. Evidentemente preferisce a questo punto Tommaso Napoli, mettere invece qualche possibilità in più sulle palle aeree. Longo probabilmente giocatore che riesce a gestire meglio il pallone basso, il dialogo stretto con i compagni. Proveranno invece con gli spioventi all'interno dell'area di rigore, mentre di testa non è la giornata di Somma, perché comunque non inquadra completamente allo specchio della porta, pallone che si perde abbondantemente distante. 58esimo minuto e stava per deviarlo anche Sarao, che gli ha rubato praticamente il tempo al compagno di squadra. Si dispera Sarao e dal fondo invece la Tella rimette nuovamente il pallone all'altezza del cerchio di centrocampo. Iannè, prima sfera giocata per il giocatore ghanese. Catania che prova invece ad affondare sul settore di sinistra del campo, dove De Luca era pronto comunque a farsi vivo ancora una volta. Adesso un duello con Sarao che vince il tackle vitale. Rizzo si fa vedere Somma, palla che è alta all'interno della rigore, non la chiama il portiere, riescono comunque a recuperarla quelli del Castrovillari, che provano nuovamente a ripartire. Lorenzini è davvero un punto esclamativo lì all'altezza della linea difensiva del Catania, con Rizzo che adesso gioca in un ruolo che comunque interpreta benissimo. E il solito invece Chiarella che prova ad andare in profondità, e c'è il cartellino giallo e il secondo giallo, e poi c'è il rosso. Vediamo quello che è successo, Marco, perché qui guardate c'è Chiarella che recupera il pallone e poi limite dell'area di rigore, e Romanelli che non guarda neppure pallone ma commette il fallo. E adesso c'è un lungo conciliabolo con il direttore di gara. Questo è stato il momento in cui c'è stato il primo cross, da lì poi ne è venuta fuori quell'azione che vi abbiamo raccontato, e Marco Carli che adesso da bordo campo ci dà le indicazioni del caso. Allora, Romanelli che era stato il giocatore che era stato ammonito precedentemente, per cui esce per doppia ammonizione e dunque espulsione. Vi dicevo, in casa Catania poco prima dell'espulsione c'era la possibilità di entrare per De Respinis, che doveva entrare al posto di Chiarella. Stiamo capendo ovviamente se ci sono dei cambi in funzione dell'espulsione in casa Castrovillari, se il Catania modificherà questa sostituzione. Con un'area del campo dove noi non abbiamo grande visuale, perché proprio davanti alla nostra postazione, anche se ci mettiamo all'impiedi, siamo praticamente coperti da tutti i cappucci dei tifosi del Castrovillari, tutti all'impiedi proprio davanti alla nostra postazione. Evidentemente un'area preferita, ma siamo sul lato corto dell'area di rigore. Attenzione, perché c'è il calcio di punizione che sta per battere il Catania, lo batte con Sarao, e quella è una posizione che poteva essere un piatto importante da gustarsi per Francesco Lodi col sinistro. La batterà invece Sarao. Il calcio di punizione, vedremo dagli sviluppi, con la sinistro punta direttamente al primo palo. Sarao poi in seconda battuta, e poi c'è il palo da parte di Sarao che gli evita praticamente il gol che aveva in un certo qual senso accompagnato anche la seconda battuta
sul rinvio, sul rimpallo, sulla barriera. Guardate, calcio di punizione battuto da Sarao, riconquista nuovamente il pallone, testa bassa di Sarao, il pallone col sinistro e si stampa sul palo di destra della porta difesa dalla Tella. Siamo arrivati praticamente al minuto 62esimo, quando sta per entrare in campo De Respinis, così come ci aveva preannunciato Marco Carli, ed esce il magico Chiarella. Guardatelo questo ragazzo, l'abbiamo visto crescere tra le fila rossa-azzurre e adesso è diventato un autentico leader. Entra in campo De Respinis, maglia numero 35 per lui, l'uscita di Chiarella che arriva, e chissà le emozioni di Chiarella nel momento in cui è tornato nuovamente all'interno del box della panchina del Catania. Marco Carli ce le può raccontare. L'emozione sicuramente ce l'ha raccontata anche ai nostri microfoni, che nelle precedenti partite sta inanellando una serie di prestazioni positive una dopo l'altra. Venendo al cambio, spieghiamo bene che il Catania aveva 5 junior, 5 under in campo, dunque è uscito Chiarella, è entrato De Respinis, un over per un under, ma è una sostituzione che si può fare a livello regolamentare. C'erano 2002 in campo. Attenzione, perché c'è tentativo di mettere il pallone alle spalle di Betters, ma eravamo davvero da posizione quasi improponibile. Betters ha chiuso lo specchio della porta, prima il colpo di testa del nuovo entrato Iannè e poi il solito movimento offensivo del riferimento più avanzato del Castrovillari, che è stato dorato, ma su di lui la chiusura da parte dell'estremo difensore del Catania. E bisognerà rivedere anche l'azione che ha portato poi alla doppia ammonizione e all'espulsione, perché il fallo su Chiarella sembra essere avvenuto all'altezza della linea che demarca l'area di rigore. Poteva essere anche calcio di rigore in quel caso. Bisognerà rivedere comunque con particolare attenzione quelle che sono state le dinamiche e soprattutto il punto in cui Chiarella è stato toccato duro. Fatto sta che Romanelli si è preso il doppio cartellino giallo e adesso c'è l'altra sostituzione. Marco Carli, è uscito Sarao. È uscito Sarao ed è entrato Jefferson. Sarao, che appunto, come hai raccontato bene tu, è andato vicinissimo anche alla soddisfazione personale. Adesso lascia il campo per far entrare Jefferson. Al minuto 62esimo Sarao, sugli sviluppi di quel calcio di punizione che chissà poteva anche essere calcio di rigore per il Catania. Prima si è visto ribattere il pallone dalla barriera di due giocatori, poi sulla ribattuta corta ha puntato praticamente con un tiro a giro con la sinistra, palla che praticamente ha sorvolato tutti, aveva battuto anche la Tella, ma si è incocciata praticamente sul palo. Peccato, perché avrebbe meritato anche sul piano personale un gol. Sapete com'è Sarao abbia inseguito dopo un lungo periodo di astinenza dal gol proprio il ritorno alla marcatura di qualche settimana addietro, e adesso poteva anche starci il secondo gol del Catania. Entra in campo Jefferson, che è un giocatore completamente diverso, è entrato, ricordiamo, pure Alessandro De Respinis lì davanti. Catania che quindi cambia sostanzialmente l'impianto offensivo, lascia soltanto De Luca sul versante di sinistra. È uscito Lodi, ricordiamolo, è entrato Palermo, poi adesso Jefferson là davanti. Questo è il momento in cui c'è il fallo su Rizzo e l'ammonizione, il cartellino giallo per Aslani. Finora ha diretto bene l'arbitro, salvo ovviamente
questioni di centimetri sulla calcio di punizione del Catania, che andrebbe comunque rivisto meglio alla Moviola. Vitale si è visto poco ma ha faticato parecchio, poi Rizzo, pallone che spiove, stavolta Rizzo ci prova con un tiro alla distanza, la Tella mette tutto quanto in sicurezza, alza i pugni, allontana il pallone oltre la traversa, calcio d'angolo quindi che sta per battere il Catania. C'è un'altra sostituzione prima, Marco Carli. Che succede? Nel Castrovilla rientrerà con il numero 71 Russi del 2004 e prenderà il posto dell'altro 2004, vale a dire Francesco Filomia, con il numero 2. Bene, sostituzione che comunque non cambia moltissimo nella misura in cui esce Filomia ed entra Daniele Russi. Per lui c'è l'aria di partita dall'inizio. Quest'oggi ovviamente il Castrovillari è sotto di una rete a 0 e anche in inferiorità numerica. Ci ha provato Jefferson di testa, pallone che però non è riuscito a schiacciare all'interno dell'area di rigore. Sorvolato abbondantemente alla porta, inquadratura anche per De Respinis. Guardate, questo è lo spiovente all'interno dell'area di rigore. Arriva Jefferson, però il corpo spostato all'indietro non gli permette di orientare il pallone schiacciandolo alle spalle di Latella. E ancora una volta Jefferson, stavolta Vitale di prima intenzione, si fa vedere De Luca, siamo sul corridoio di sinistra, De Luca difende il pallone, deve comunque girarsi, si fa vedere anche Castellini all'interno dell'area di rigore, lo scarico dietro e poi la botta da parte di Rizzo, mani ai capelli da parte di Rizzo, per ancora una volta Palermo, ci prova Palermo, apertura per Castellini, ma un'apertura troppo profonda, troppo laterale, peccato, ancora mani alla testa per il capitano del Catania, Rizzo, dopo l'uscita di Lodi, una botta dal limite dell'area di rigore, pallone che comunque non ha varcato le barriere umane della difesa del Castrovillari. Quasi 70 minuti dall'inizio di questa partita. De Respinis entra nel vivo del match, si colloca adesso in una posizione più centrale con Jefferson che è andato a defilarsi sul versante di destra, Vitale adesso in fase di copertura, Castrovillari che non si è visto dalle parti di Peters per tutto questo secondo tempo. Castellini con calma, un altro di quei giocatori di grande sostanza della linea difensiva della Catania. Adesso riparte nuovamente il Castrovillari, giocata sul versante di sinistra con Brignola, il più bel pallone Boccia, prova a dare il dai e vai con Palermo, all'indietro Jefferson carica il destro, il pallone comunque troppo squilibrato nel momento in cui ha calciato. Terreno di gioco, ricordiamolo, condizioni che definire precarie è già un eufemismo, tratti verde, a tratti praticamente soltanto sabbia e temperatura che comunque condiziona ancora questa partita. Di testa Lorenzini per Peters, 71esimo minuto dall'inizio di questa partita. Il Catania dovrebbe pensare anche di chiuderla, qualche fumogeno dalle parti dei tifosi del Catania che portano a corredo tutte le bandiere che hanno a disposizione. Palermo commette un fallo, l'arbitro comanda il calcio di punizione, lo batte Cosimo Cosenza, lungo e profondo, ma da quelle parti Dorato non ci può assolutamente arrivare, sbaglia il calibro del tiro, forse c'è anche questo vento che condiziona un po'
a tratti in questa partita, sono folate di vento, siamo proprio sotto il pollino, temperatura che continua ad abbassarsi e il cappuccio che vedete inquadrato è quello del tecnico della Catania Giovanni Ferraro. Guardate, anche lui particolarmente provato dalle basse temperature e c'è aria di un altro avvicendamento. Con immenso piacere ritorna in campo Andrea Russotto, giusto Marco? Andrea Russotto che è tornato anche a disposizione in questa partita. Uscirà De Luca ed entra dunque Andrea Russotto, ritorna anche a calcare i campi in un momento in cui si era fermato ed stava andando veramente benissimo, per cui, come dicevi tu, il piacere di rivederlo subito in campo per dare il suo contributo al Catania. Uscirà De Luca, appunto. Certo che il fronte offensivo del Catania, per come è stato rimodulato e ridisegnato, davvero fa invidia a tantissime formazioni di categoria superiore. C'è De Respinis, tutti subentrati, Jefferson, Palermo, adesso sta entrando Andrea Russotto, esce De Luca, praticamente con l'attacco dei grossi, chiamiamoli così, calibri, il Catania. Adesso ancora De Luca, che giornata quella di De Luca, buona anche l'approccio di Boccia alla partita, si fa vedere Palermo all'interno della rigore, c'è il calcio d'angolo per il Catania. Di prima intenzione stava per mettere davvero nelle condizioni Jefferson di andarsi a cercare gli applausi per il gol, chiuso comunque, e adesso c'è il tempo della sostituzione, come Marco Carli ci aveva preannunciato. Esce De Luca, l'autore del gol dell'1-0 del Catania. E che gol quello di De Luca! Sono usciti i due protagonisti di questa partita, quello che gli ha confezionato l'assist e quello che praticamente l'assist lo ha trasformato in gran gol, sia Chiarella che De Luca. Adesso entra in campo Andrea Russotto con calma, ovviamente De Luca si prende tutto il tempo mentre inquadrata è la curva degli ultra della Castrovillari, formazione gemellata con il Siracusa, squadra che ovviamente in questa stagione ha vissuto proprio sulla vicissitudine delle dimissioni del tecnico pugliese, una condizione di grande limite sul fronte offensivo. Nel frattempo prova a saltare all'interno del rigore Jefferson, si lamenta perché su di lui forse c'è stata una spinta sulla lunga proiezione di Rizzo. Si è rialzato però Jefferson, nessuno gli ha dato retta, avrebbe voluto probabilmente qualcosa in più. Guardate, Rizzo, e qua c'è il momento in cui Jefferson stacca, ma l'arbitro dice che assolutamente non ci sono gli estremi per il calcio di rigore che aveva chiesto a viva voce il giocatore rossazzurro. Russotto, rimessa con le mani, poi delegata a Castellini, lo stop di petto di Jefferson, la giocata di Russotto. Siamo sul fronte offensivo di destra, pallone che filtra all'interno dell'area di rigore, c'è Palermo, deve girarsi tra due avversari, ancora maglie bianche all'interno dell'area di rigore, poi Palermo prova il giro, sfera che comunque si perde senza grandi patemi per l'intera linea della retroguardia del Castrovillari. Palermo quindi ritorna nuovamente nella sua posizione, però Jefferson, che attaccante a me piace tanto, grande mobilità e sicuramente un atleta che ha caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle di Sarao. Appoggiata con i piedi deve giocarla altrettanto la tella, evita di andare in pressing Alessandro De Respinis, respira per l'appunto la linea difensiva del Castrovillari. Adesso Boccia con la punta del piede, senza andare a guardare a chi
andava il pallone, Vitale centrocampo, spende bene il fallo, l'arbitro comanda il calcio di punizione, lo commette danni dell'onnipresente Lorenzo Scandura. Guardate qui il momento in cui Vitale commette il fallo. Marco Carli, che succede? Cambio nel Castrovillari con Cervillera con la maglia numero 21 che entra al posto di Brignola. Prima ci sono state anche delle lamentele, delle proteste della panchina del Catania, velate proteste, ma ci sono state nell'occasione precedente in cui Jefferson è caduto in area. Sì, Jefferson ha protestato immediatamente, ma l'arbitro era praticamente a 1,5 metri, immediatamente indicato che sullo stacco non c'era stato un fallo tale da consentirgli di autorizzare, di puntare il dischetto per il calcio di rigore. Ci ha provato con un avvitamento dorato, ma su di lui arrivano i fischi da parte del pubblico di casa. Ha cercato di far tanto, numero 18 della formazione rossonera, scarso costrutto però per lui, ma non è diciamo, è proprio un marchio di fabbrica quello del Castrovillari, di non essere riuscito ad andare a grandi realizzazioni sul fronte offensivo. Castrovillari che ovviamente, ricordiamolo, è reduce da una vittoria contro la Cireale, ma prima di queste ci sono state 5 sconfitte. Vitale all'interno del rigore con la punta del piede, il pallone che però viene calciato alto sulla traversa. Non ci sono stati quindi particolari sussulti, se non la possibilità comunque per il Catania di chiuderla definitivamente questa partita e questo match. Calano le prime ombre, così come vedete anche dalle nostre immagini, dalle nostre telecamere, palla che però viene allontanata proprio dalle parti della panchina del Catania, e adesso prova anche a ripararsi lo staff tecnico della formazione rossazzurra in progressione offensiva, sempre lui. Attaccante di riferimento della Castrovillari, arbitro che ferma il gioco e comanda il calcio di punizione proprio Cervillera, che è un terzino sinistro, è entrato in campo, va invece il capitano Cosimo Cosenza a battere questo calcio di punizione. Pronte altre sostituzioni, mi sembra di vedere tra le fila della Castrovillari, ma prima di allora ovviamente dobbiamo aspettare il momento della battuta del calcio di punizione che ama lo schema. Ancora una volta il capitano del Castrovillari, pallone che spiova all'interno del rigore, direttamente telefonato tra le braccia di Peters. E adesso Marco Carli, ne abbiamo parlato prima dell'inizio di questa partita con uno dei responsabili dell'area tecnica del Castrovillari. Sta entrando un bel pezzo da 90, no Marco? Domenico La Ragione con la maglia numero 32 prenderà il posto dell'altro attaccante di Santiago Dorato con la maglia numero 18. Il giocatore sta entrando proprio in questo momento. Si mangia bene dalle parti di Castrovillari e lo possiamo anche vedere, giocatore forte, attenzione, non scherza La Ragione, però ha bella corporatura, è uno che sa il fatto suo nonostante probabilmente qualche chiletto in sovrappeso, ma da queste parti, ricordiamo, abbiamo davvero un'ottima cucina e mi sembra che insomma La Ragione lo dimostri. Ma lui ha un ottimo piede, attenzione, perché ragazzo che se avesse avuto forse qualche disciplina in più alimentare non avrebbe calcato questi palcoscenici. Ma intanto andiamoci a guardare anche la possibilità proprio per La Ragione di andare a cercare la profondità. Dice che l'ultimo tocco è proprio del difensore del Catania, l'arbitro però non gli dà retta, comanda la rimessa dal fondo per la formazione rossazzurra. Mancano praticamente 9 minuti e
Guardate come l'arbitro aveva fermato precedentemente il gioco, comandare il calcio di punizione a favore del Catania, fallo evidente sul capitano della formazione rossazzurra Rizzo. Catania che però la deve chiudere questa partita, è inutile che stiamo lì, è stata giocata per lunghi tratti in questi secondi 45 minuti in superiorità numerica. Adesso si ci mette anche il vento, guardate difatti le bandiere del Castrovillari come sono tese, proprio perché terreno di gioco complicato e temperatura particolarmente bassa. Si ci mette anche il vento che in un certo qual senso potrebbe un po' aiutare il Catania in una partita sporca, e sono quelle partite che ovviamente le squadre più forti devono provare a vincere di giustezza. Ricordiamo che spettatore importantissimo di questa gara è Ross Pellica, arrivato ormai da qualche giorno a Catania, ha vissuto la catanesità con i devoti di Sant'Agata, partecipando ai momenti più significativi della tradizionale liturgia dedicata alla patrona di Catania. Oggi ovviamente partita, quasi 4 ore di autovettura per arrivare qui e poi tornare nuovamente a Catania. Catania che nel frattempo prova a cercare anche di divertirsi sul campo. La partita di Boccia è stata sicuramente più disciplinata e migliore rispetto a quella di tante altre sue apparizioni, responsabilizzato ovviamente il numero 2 del Catania. Oggi ha sicuramente giocato una delle migliori partite. Rizzo, apertura sul versante di sinistra, si era fatto vedere Russotto, chiudono comunque con Di Bari, poi Vitale all'interno dell'area di rigore, la giocata di prima intenzione di punta e poi De Respinis, lo scambio con Russotto, preferisce tocco a giro, pensava che probabilmente da quella posizione Jefferson poteva svettarli di testa, non riesce invece in questa possibilità il Catania, e al minuto 84esimo Francesco Latella rimette nuovamente il pallone in gioco, ma prima c'è una sostituzione. Marco. Sostituzione, esce con il numero 14 Lorenzo Scandurra, entra Bonofiglio, Quintiliano Bonofiglio con la maglia numero 7. E qui dobbiamo anche guardare quello che succede anche sugli altri campi. L'Ocri e Licata sono sul il risultato di 1-1 fino a questo istante, e questo risultato permetterebbe sicuramente al Catania di mettere un ulteriore puntello in avanti rispetto ovviamente al margine ormai siderale che la separa dalle seconde terze in classifica. Partenza del Castrovillari, caduta rovinosa da parte di Dorato. Lorenzini come sempre dopo un inizio a freddo di questo match non ha praticamente sbagliato assolutamente nulla, e poi ovviamente c'è una certa differenza di passo tra Lorenzini e la ragione, e adesso si accende qualche piccola protesta, arriva la caduta di Iannè, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore del Castrovillari. Le proteste da parte di Rizzo, anzi no, semplice rimessa con le mani. Vitale era arrivato e prima Vitale su Iannè e poi Iannè che va praticamente a precipitare su Lorenzini. Attenzione, perché il Castrovillari stava per marciare avanti, ruba il tempo Andrea Russotto. Le giocate di Andrea Russotto sono incredibili. Apertura sulla destra con Boccia, con Calmarizzo, mancano
3 minuti e mezzo al 90°, poi bisognerà capire quanti minuti di recupero verranno assegnati dal direttore di gara, ma non ci sono state particolari emozioni se non dicevamo quell'inizio importante, mentre Lorenzini arriva con la punta del piede, poi c'è un fallo sul portiere, l'arbitro ferma il gioco perché Iannè è andato sull'estremo difensore della Catania, l'uscita di testa e poi ha allargato sicuramente il gomito. Arbitro ha fermato il gioco, ma l'intervento comunque di Betters mi era sembrato risolutore in questo caso, pertanto inutili le proteste e c'è il cartellino giallo per Tommaso Napoli. Proteste reiterate per l'allenatore del Castrovillari, ci teneva a fare bella figura in questa partita. Lorenzini c'era arrivato con la punta del piede ad anticipare proprio, e poi è arrivato nell'uscita di testa Betters che non ha preso il pallone con le mani e poi lì c'è stato lo scontro con l'attaccante della formazione di casa. Ci prova il Catania con la girata a parte di Palermo, che è incredibilmente il gol della Catania, che arriva con Andrea Russotto che mette il pallone in fondo al sacco per il definitivo 2-0 di questa partita. C'era andato vicinissimo il Catania con Palermo prima e poi tutti si erano disinteressati, guardate, del pallone. De Respinis all'interno del rigore, il controllo con l'esterno, la girata da parte di Palermo, palo ancora una volta e poi Andrea Russotto col piattone di sinistro, gol che doveva essere sicuramente realizzato proprio per mettere in cassaforte il risultato. E ancora una volta un'azione corale del fronte offensivo della Catania, partito con De Respinis, la girata con poi Palermo, il palo che ha negato il gol al Catania in due circostanze in questa partita. La prima volta era stata con Sarao, poi invece dal palo a proseguire arrivato Russotto, nessuno chiude sulla posizione dell'attaccante della formazione rossa-azzurra. Ancora una volta attenzione all'interno dell'area di rigore, Jefferson, pazzesco, pallone che si perde davvero di pochissimo sul lato di sinistra. Stavamo annotando al minuto 88° il gol di Russotto e stava arrivando praticamente quasi a tempo scaduto il gol di Jefferson. Risultato cambiato, quindi dicevamo Castrovillari 0 Catania 2, con un secondo tempo sicuramente di lettura diversa. Marco Cardi. Allora, intanto ti dico, Angelo, che i minuti di recupero saranno 4 sì. Per arrivare proprio alla conclusione di questa partita. Sulla munizione dell'allenatore del Castrovillari, Tommaso Napoli, ti dico che si è lamentato per il fallo fischiato sul portiere del Catania. Si era lamentato con veemenza, dicendo anche loro sono già bravi di loro, non hanno bisogno di questi aiuti. Insomma, è stato sentito e dunque poi ammonito. Intanto è arrivato il turno di Pedicone, speriamo che non gli capiti come nell'ultima occasione, che era già pronto e poi non è riuscito a entrare. Siamo proprio nei minuti di recupero. Adesso andremo a vedere quindi se entrerà in campo il giovane Alessio Pedicone, vedremo se avrà la possibilità di giocarsi parte di questa partita. Ma attenzione, perché ancora una volta Palermo all'interno del rigore, stava arrivando per un attimo in scivolata. Ancora una volta Jefferson, ma che partita quella di Palermo, giocatore che praticamente cambia la dinamica del match, giocatore che cambia la dinamica offensiva del Catania, atleta che ovviamente in questa categoria è un lusso pazzesco. Palermo avanza, palla al piede, limite dell'area di rigore, c'è il calcio di punizione, anzi no, gli dice il direttore di gara, e qui una specie di compensazione inutile per
perché il fallo era evidente. Palermo rimane dolorante per terra, ma tant'è, non si rialza. Difatti Palermo, 1 minuto e 40 secondi già trascorsi dei 4 minuti di recupero, e poi andremo a capire se ancora ci sarà da recuperare. È pronta la sostituzione, alla quale ci aveva parlato Marco Carli, ma adesso andremo a vedere, con Palermo che però rimane dolorante per terra, e gli estremi del fallo mi sembra che ci fossero. Se possiamo rivedere nuovamente in Amoviola il fallo subito da Palermo, si erano fermati anche i giocatori del Castrovillari. Guardate, Palermo che avanza palla al piede, guardiamo un attimo, no, commette fallo Palermo, cioè da un pestone Palermo e uno ne riceve quando già in caduta. Cosenza che poi chiude sull'intervento di Latella, si era fatto vedere là davanti il Catania. Si è rialzato comunque nuovamente Palermo proprio in questo istante, dolore per lui, ma sinceramente è parsa corretta la decisione del direttore di gara. Palermo che adesso chiede la possibilità al direttore di gara di rientrare nuovamente in campo, con Pedicone pronto alla sostituzione, ma Marco è ancora lì, no ragazzo? Sì, è ancora lì e osserva, sperando di poter entrare, anche perché sull'infortunio di Palermo stava iniziando il riscaldamento anche di Grazia, per cui insomma il rischio c'era. Comunque i minuti passano, Pedicone è qui pronto, speriamo che riesca. Sì, adesso probabilmente arriverà la sostituzione, ma bisogna prima che il pallone esca. Aspettiamo che esca, e proprio in questo istante il pallone che varca la linea dell'out si riprenderà quindi a giocare con una rimessa con le mani. L'ingresso in campo di Pedicone, e vedremo quindi chi uscirà per il Catania. Esce Castellini ed entra Pedicone, ma siamo davvero giunti ormai agli ultimi istanti di questa partita. Il Castrovillari è sotto di 2-0 contro il Catania, che inanella la 6ª vittoria consecutiva. Ovviamente dopo la sosta natalizia il Catania ha ripreso davvero una marcia incredibile, quella che aveva rappresentato il cammino alla formazione rossazzurra nelle prime giornate, il girone d'andata di questo campionato. Russotto, l'autore del secondo gol del Catania, boccia, buona partita per lui. De Respinis, il controllo, limite da dare rigore, si porta a spasso il pallone. De Respinis può intervenire sull'altro fronte, quello di sinistra, Pedicone, che a questo punto si guadagna pure il calcio di punizione per il Catania. Ingresso importante di Pedicone, pronti e via, si è subito guadagnato il calcio di punizione. Dorso di La Ragione, che adesso si defila per un attimo con un calcio di punizione. Con ogni probabilità si concluderà questa partita. L'arbitro ormai, reputo, nonostante sia trascorso il 5º minuto, quindi 1 minuto e mezzo oltre il quarto di extra time, non ha voglia di tornare nuovamente negli spogliatoi a prendere una tisana calda. Finisce proprio in questo istante la partita. Il Catania castiga il Castrovillari con il risultato di 2-0.